Avevano creato un vero e proprio cartello per spartirsi gli appalti del comune di Favara nell'ambito del contratto di quartiere denominato Ortus. Ben 161 imprese che per aggiudicarsi i lavori praticavano un ribasso concordato del 7,3152%, un meccanismo rodato che è andato avanti sino al 2011 quando la Regione varò la riforma degli appalti. Oggi l'atto finale dell'inchiesta della Procura su una presunta turbativa della gara aggiudicata nel 2008 dal Comune per lavori di consolidamento e riqualificazione degli orti urbani. 3 le ordinanze di custodia cautelare emesse, una in carcere e 2 domiciliari notificate dalla Guardia di Finanza di Agrigento. In carcere è finito l'imprenditore Nicolò Costanza, legale rappresentante e amministratore unico della GNG Srl. Ai domiciliari Michelangelo Palumbo, che avrebbe collaborato con l'imprenditore, e Giacomo Sorce, direttore dei lavori. Una quarta persona indagata è stata sottoposta dal GIP Alberto Davico all'obbligo di presentazione dei carabinieri. Nell'ambito della stessa inchiesta, la Procura, con un provvedimento firmato dal procuratore aggiunto Ignazio Fonso e dal sostituto Giacomo Forte, ha emesso avviso di conclusione indagini a 34 persone. La Finanza ha eseguito anche il sequestro preventivo di quote di una società. Secondo la Procura, le ditte partecipanti avrebbero presentato lo stesso ribasso, così l'appalto è stato sorteggiato tra tutte le imprese, ma è la tesi dell'accusa. In realtà i lavori sarebbero stati realmente eseguiti anche dalla GNG, che ufficialmente era tra quelle escluse, con la simulazione di un nodo a freddo e di un contratto di collaborazione fra Lati e Costanza in modo da dissimulare la effettiva gestione dell'appalto da parte proprio della GNG. Accertamenti sono stati eseguiti anche sul project financing per la progettazione, costruzione e gestione di impianti di installazione di acque marine per uso potabile, uno a Lampedusa e l'altro a Linosa, e su subappalti che sarebbero stati concessi per lavori di manutenzione ad alloggi dell'UIACP di Agrigento e di riqualificazione urbana in piazza San Giovanni a Bivona. Tra i destinatari dell'avviso di conclusione indagine ci sono imprenditori, dipendenti di imprese che avrebbero dichiarato il falso sulla loro assunzione durante i controlli delle Fiamme Gialle e pubblici ufficiali preposti al pubblico incanto.